Una buona giornata, ben ritrovati in diretta con la prima edizione di Antenna 3 in questo giovedì 30 novembre. Ci saranno naturalmente nel corso di questa prima edizione, come sempre, nell'ora e mezza di diretta che trascorreremo insieme, gli ultimi aggiornamenti di cronaca, a cominciare dal delitto naturalmente Cecchettin, con i colleghi che ci aggiorneranno anche su quelle che potrebbero essere le decisioni della famiglia per la data dei funerali di Giulia e soprattutto a questo passaggio manca naturalmente quello domani dell'autopsia, di cui ci parlerà poi la collega Chiara Gaiani da Padova. Parleremo di politica naturalmente, anche di economia, perché c'è un importante incontro sul futuro dell'Electrolux che sta cominciando proprio in questi istanti a Quarto d'Altino. Avremo ospite, come di consuetudine, il segretario regionale del Partito Democratico Andrea Martella, con cui faremo il punto su una serie di vicende politiche che tengono acceso il dibattito anche a livello nazionale in queste ore. E poi naturalmente nella seconda parte parleremo anche di famiglie e di quelle che sono le esigenze dei nuclei familiari e le strutture che le supportano, come il consultorio di Treviso, che ha compiuto i 5 anni di attività fornendo servizi a tutto il Veneto, essendo una delle poche realtà sociosanitarie in questo senso. Ringrazio in regia Simone Merlo e Alessandro Granziera che cureranno la parte tecnica. Direi di andare subito alle notizie di queste ultime ore. Arriva l'ennesimo fatto di cronaca davvero impressionante da Verona, con un giovane che è stato rinviato a giudizio per violenza sessuale nei confronti di una ragazza di appena 16 anni che lo ha denunciato assieme ad altri 3 coetanei che hanno assistito alla scena senza intervenire e sono a loro volta imputati per omissione di soccorso. L'episodio è avvenuto in provincia di Verona. La sedicenne venne anche stordita, pensate, con un taser, quindi una pistola elettrica, dall'aggressore. La vicenda risale alla vigilia di Natale dello scorso anno. La sostituto procuratore di Verona ha raccolto la testimonianza di un'amica della ragazza presente alla scena, ma minacciata e picchiata a sua volta dall'aggressore. Quest'ultimo, ex fidanzato della vittima, durante tutto il 2022 risulta che l'avrebbe perseguitata con telefonate, messaggi, sostenendo di volersi suicidare, minacciando di farle del male. La violenza si sarebbe consumata all'interno di un'automobile. La ragazza e l'amica furono medicate al pronto soccorso. Un'altra aggressione con minacce sarebbe poi avvenuta il 3 giugno scorso, quindi davvero una vicenda terribile che sta avendo adesso i suoi risvolti giudiziari. Col ragazzo, lo avete sentito, che è stato rinviato a giudizio con la pesante accusa di violenza sessuale. Purtroppo ci troviamo continuamente a dover dar conto di vicende, di casi di cronaca di questo genere. Tutt'altro genere invece di operazione ha riguardato la Guardia di Finanza di Treviso, che ha scoperto 3 orologi Rolex contraffatti sequestrati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dalla Finanza durante un controllo effettuato all'aeroporto Canova di Treviso a un cittadino slovacco. Gli orologi, uno da uomo e 2 da donna, con tanto di custodia e certificati di garanzia anch'essi falsi, sono stati scoperti nel bagaglio di questo cittadino di rientro da una breve vacanza in Albania. L'uomo, in un mercato rionale di Tirana, l'aveva evidentemente acquistati, così ha riferito, per regalarli ad alcuni suoi parenti. Oltre a sequestrare gli articoli, i doganieri finanziari lo hanno multato per 7.000 euro per incauto acquisto, e quindi grande attenzione naturalmente quando si compiono acquisti di questo genere a quelle che possono essere naturalmente le conseguenze di legge. Da Padova ora, con un ladro seriale di profumi che aveva messo a segno 4 colpi e 1 tentato ai danni di profumerie del centro storico, bloccato, denunciato e poi espulso dalla polizia un cittadino tunisino di 35 anni.
12 confezioni di profumo per un valore di circa 2.000 euro da un negozio, altri 3 colpi fotocopia a distanza di 2 giorni l'uno dall'altro, con il furto sistematico di 3 confezioni di profumo seguite dalla fuga. Al quinto tentativo il ladro seriale è stato però intercettato da un poliziotto libero dal servizio che, attirato dalle grida di una commessa, lo aveva visto fuggire non prima di aver abbandonato le sue 3 confezioni di profumo. A quel punto nelle mani degli agenti c'era un identikit che ha permesso a una pattuglia di poliziotti di quartiere di riconoscerlo in via Tommaseo. Fermato e identificato, si è scoperto che il ladro, un cittadino tunisino di 35 anni, era irregolare in Italia. Dopo la denuncia, per il tunisino è scattata l'espulsione. Andiamo insieme a vedere l'home page del Gazzettino di oggi, quelle che sono le notizie su cui punta il quotidiano del Nord-Est. Una vicenda che arriva da Badoere, siamo nel comune di Morgano, nella Marca trevigiana, studente delle medie, prende una nota, scatta la spedizione punitiva contro la prof accerchiata nel parcheggio, te la faremo pagare. Una vicenda davvero che dà lo spaccato purtroppo di quello che sta succedendo in alcuni casi con ragazzi giovanissimi, anche perché il Gazzettino riprende la vicenda sempre a Treviso, nel capoluogo questa volta, con dei quartieri, poi andremo a vedere il servizio, vandalizzati di fatto da una banda di giovanissimi ragazzini di appena 12 anni che hanno creato non pochi disagi e anche causato diversi danni tra San Liberale e Santabona, con il sindaco Mario Conte, poi lo sentiremo, che ha invocato corsi di educazione civica per i genitori, però dice, perché se a 12 anni ci si ritrova evidentemente a compiere azioni di questo genere, qualcosa non va. A Portogruaro un'altra vicenda che crea dell'allarme, vertigini, non riesce a parlare e deglutire, una 41enne ricoverata vedete in ospedale per gli effetti del botulino contenuto nei vasi di peperoni a sott'olio fatti in casa. E ancora la vicenda naturalmente di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta. Da Montorio Veronese si riferisce della rabbia degli altri detenuti del carcere per quelli che considerano dei privilegi rivolti all'omicida reo confesso della 22enne di Vigonovo, dopo soli 2 giorni già libri e colloqui coi genitori. Intanto i carabinieri riferiscono nella denuncia di scomparsa era scritto allontanamento volontario, quindi continua anche da quel punto di vista il dibattito su quello che è stato il mancato intervento purtroppo di una pattuglia la sera dell'aggressione a Giulia. Gazzettino che mostra anche un documento con la firma di Filippo Turetta, rivela un profilo da geloso ossessivo e poi ci sono i nuovi audio a Giulia, non stare con le amiche, stai con me. C'è una dichiarazione della nonna Carla, era la mia bambina, lei dedicherò il mio prossimo libro, così questa appunto scrittrice, autrice che racconta di Giulia. E poi in Alpago, dove è allarme lupi, con addirittura l'avviso dei sindaci, state a casa se potete, evidentemente animali che si aggirano anche tra le abitazioni e che stanno creando un certo allarme. Allora, in attesa di collegarci con l'esterno, con i colleghi, andiamo a Vicenza, dove ci sono state 5 denunce per truffe online. Sappiamo che è un reato purtroppo sempre più diffuso, a cui bisogna fare grande attenzione. Sottratti migliaia di euro con la tecnica della ricarica tra Piovene, Rocchette e Valli del Pasubio. I carabinieri delle stazioni di Piovene Rocchette e Valli del Pasubio, in 2 distinte attività investigative, hanno denunciato in stato di libertà 5 persone ritenute responsabili di truffe con la tecnica della ricarica presso gli sportelli ATM. In particolare, i carabinieri della stazione di Piovene hanno denunciato per truffa in concorso 4 persone residenti nella provincia di Roma. La vittima della truffa aveva denunciato che, dopo aver inserito su un sito di e-commerce un annuncio di vendita, era stata contattata telefonicamente da un giovane che si diceva interessato all'acquisto e invitava il venditore a recarsi ad uno sportello ATM per eseguire una ricarica.
La vittima di turno, dopo aver raggiunto lo sportello automatico e rimanendo al telefono con il presunto acquirente, nonché truffatore, era stata quindi raggirata e aveva eseguito 31 ricariche, trasferendo su diverse carte un importo complessivo di oltre 7.000 euro. Stesso copione a Valli del Pasubio, in cui la vittima del raggiro ha eseguito una ricarica della somma di 720 euro, denunciata una donna. In questi due casi, spiegano i carabinieri, la tecnica utilizzata per la truffa è indurre con l'inganno il venditore a recarsi presso uno sportello bancomat, facendogli credere che riceverà il pagamento della somma pattuita direttamente sul conto corrente. Al contrario, la vittima del raggiro, seguendo le istruzioni fornite al telefono dal presunto acquirente, eseguirà invece una ricarica a favore del truffatore. Pertanto si rinnova l'invito a diffidare di proposte di acquisto frettolose e consultare i consigli nel sito dell'Arma. Rintracciato invece dagli agenti della questura sempre di Vicenza a Campomarzo dopo essersi reso responsabile di un'aggressione ai danni degli addetti alla sicurezza di un negozio del centro storico. Rintracciato da un equipaggio della squadra volanti a Campomarzo, uno straniero originario della Guinea che nel corso della mattinata si era reso responsabile di un'aggressione agli addetti della sicurezza di un negozio di Piazza Castello. Era stato scoperto mentre si intrufolava nell'area riservata al carico-scarico della merce e dopo avergli intimato di andarsene, l'uomo aveva reagito con spinte, strattoni, offese e minacce verbali per poi darsi alla fuga. Grazie alla descrizione raccolta dagli agenti della questura, l'uomo è stato rintracciato e denunciato per il reato di violazione di domicilio e minacce, dopo essere stato riconosciuto dagli addetti del negozio. Risultando irregolare, il questore ha emesso nei suoi confronti un provvedimento di espulsione con ordine di allontanamento dal territorio nazionale. E poi c'è un altro individuo invece che voleva salire sull'autobus senza avere il biglietto e ha impedito al mezzo di ripartire e così ha rimediato anche una denuncia. Si era posizionato davanti all'autobus della linea Vicenza-Schio alla stazione SVT impedendone la partenza, in segno di protesta per il fatto che l'autista non gli aveva permesso di salire a bordo perché era sprovvisto di biglietto. Gli agenti della squadra volanti hanno identificato l'uomo, 38enne straniero, che è stato denunciato per il reato di interruzione di pubblico servizio e violenza privata. Inoltre, risultando con precedenti penali per vari reati contro la persona e contro il patrimonio e non in regola con le norme relative al soggiorno degli stranieri in Italia, il questore ha emesso nei suoi confronti un provvedimento di espulsione con ordine di allontanamento dal territorio nazionale. È indagato un neurochirurgo per la morte di una donna di 42 anni di Piazzola sul Brenta dopo una seduta di ozonoterapia a Padova. Omicidio colposo. Con questa accusa la Procura di Padova ha indagato un neurochirurgo di 72 anni residente in provincia di Rovigo. Un'indagine nata dopo la morte di una donna di 42 anni di Piazzola sul Brenta avvenuta lo scorso 15 novembre in ospedale a Padova. 5 giorni prima del decesso la donna si era sottoposta presso uno studio privato a una seduta di ozonoterapia per il trattamento di un'ernia del disco. Durante la seduta la donna si era sentita male ed era stata trasportata in ospedale dove un TAC aveva svelato la presenza di aria nel cervello. Nonostante le cure la donna era morta dopo 5 giorni di terapia intensiva. A confermare il sospetto dei sanitari che l'hanno avuta in cura, che a causare il decesso potrebbe essere stata la seduta di ozonoterapia, è arrivata l'autopsia eseguita martedì. Le indagini adesso proseguono con l'acquisizione della cartella clinica. Nel frattempo è stato firmato il nulla osta per la celebrazione dei funerali. E in attesa di parlare proprio con Chiara Gaiani della vicenda Cecchettin, le agenzie riferiscono che la famiglia di Giulia ha nominato un proprio consulente in vista dell'autopsia fissata per domani mattina all'Istituto di Medicina Legale di Padova. Il professor triestino Stefano Del Rico, si tratta di lui dunque, è stato scelto dalla famiglia
di Giulia Cecchettin, direttore di medicina legale dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina. Enrico, tra le altre cose, si è occupato di recente del caso della morte di Liliana Resinovic. La Procura di Venezia oggi conferirà l'incarico al proprio consulente che eseguirà gli esami autoptici. Si tratta di Guido Viel del Dipartimento di Anatomia Patologica dell'Università di Padova. Anche la difesa di Turetta indicherà un proprio esperto per seguire naturalmente gli accertamenti autoptici. Questi alcuni degli ultimi aggiornamenti sulla vicenda. Sappiamo purtroppo che appunto c'è questo passaggio da espletare prima dei funerali. L'autopsia potrebbe fornire risposte, continuano le agenzie, sul numero di ferite da coltello, una ventina a quanto pare secondo la prima ispezione cadaverica che era stata fatta nell'immediatezza del recupero del corpo, e su quale lama sia stata usata da Turetta, quella da 12 cm recuperata nell'auto in Germania o quella del coltello da 21 cm trovato spezzato nel parcheggio di Vigonovo, o entrambi. Bisognerà accertare inoltre se siano presenti ferite di altra natura come da calci o pugni, e poi se Turetta abbia inferito su Giulia quando lei era ancora viva. Ciò potrebbe portare la procura a contestare l'aggravante della crudeltà. Gli accertamenti dovranno stabilire se sia stato inferto un fendente letale e se la botta alla testa subita dalla ragazza spinta a terra su un marciapiede mentre stava fuggendo sia stata letale o meno. E poi ci dovranno essere anche risposte su quelle che sono le tempistiche del delitto, purtroppo. Di questo riparleremo tra poco con Chiara Gaiani. Adesso vedo in diretta collegata la nostra Ilaria Marchiori, che ci dà gli ultimi aggiornamenti sul caso di Luca Livieri, il 43enne scomparso da Martellago, di cui purtroppo ancora non ci sono tracce. È così, Ilaria, buongiorno. Sì, buongiorno anche a te Lina, ai nostri telespettatori. È proprio così, non ci sono novità. Ricordiamo che Luca Livieri è scomparso da lunedì pomeriggio, era uscito in mattinata per andare a lavorare, lui lavora alla Pometon, si è incontrato con un collega ai campi sportivi di Maerne, avrebbe dovuto prendere servizio poco più tardi, ma al lavoro non è mai arrivato. In questi giorni la moglie Elisa ha lanciato vari appelli dicendo: Luca torna, qualsiasi cosa accadrà, qualsiasi cosa è accaduta la possiamo risolvere insieme, così come abbiamo fatto in tutti questi anni. Ti prego, torna. È l'appello che la moglie Elisa continua a lanciare a Luca. Ricordiamo che Luca è alto 1,90 m, quando è uscito indossava una tuta Adidas di colore nero, un piumino blu elettrico con l'interno arancione, un cappuccio mimetico e delle scarpe da ginnastica. E soprattutto ricordiamo che non è un dettaglio da poco che è uscito a piedi, quindi non si capisce quanta strada possa fare. Qui con noi c'è il sindaco di Martellago, Andrea Saccarola, che conosce Luca e che sta seguendo anche in queste ore l'evolversi della vicenda. Ore di apprensione per Martellago, stiamo seguendo la vicenda perché Luca oltretutto è un mio coetaneo, lo conosco molto bene perché la figlia frequenta la scuola di mia figlia e quindi ho avuto di conoscerlo anche a fondo, una persona sempre solare, una persona sempre disponibile, sempre con la battuta, quindi veramente questo allontanamento mi fa strano. Ecco, ricordiamo che domenica sera, quindi diciamo l'ultima sera che ha trascorso in casa, Luca avrebbe detto alla figlia di 11 anni che aveva paura, cioè che non ce la faceva più. In realtà ha detto: non ce la faccio più, sono stanco. Tra l'altro una figlia a cui lui è legatissimo, giusto sindaco? Molto legato, queste sono parole molto forti, quello che Luca ha detto alla figlia, che fanno pensare sicuramente. Io ho avuto l'occasione appunto di incontrare Luca addirittura a Bologna a un concerto per bambini, l'ho incontrato a Padova, ci siamo visti alle varie partite, lui è un grande milanista con la figlia, ci prendevamo in giro perché io sono juventino, lui è milanista, veramente c'era un rapporto normalissimo. Questo fa pensare perché si sia allontanato da casa e soprattutto perché abbia detto quella frase a sua figlia.
Ecco, tra l'altro sembrerebbe che negli ultimi 2 mesi, almeno secondo quanto è stato raccontato dalla moglie, Luca abbia prelevato una cifra che poi è diventata ammontata alla fine per un totale di 7.000 euro e non si sa ovviamente il perché. In questi giorni comunque ci sono stati alcuni avvistamenti, soprattutto tra lunedì e martedì, quindi oltre a Maerne sembrerebbe anche Mestre e poi Chioggia, però ricordiamo che Luca è a piedi. Sindaco, le ricerche adesso come si stanno svolgendo? Guarda, sinceramente sto aspettando dalla prefettura che anche la mia protezione civile venga attivata insieme a quelle del Milanese e poi penso che tutte le autorità competenti siano a disposizione per riportare Luca a casa. Come ha fatto la moglie in questi giorni? Si sente di fare anche lei un appello a Luca qualora ci guardasse? La moglie ha detto già tutto, Luca deve tornare per la propria famiglia, per la nostra comunità che lo sta aspettando a braccia aperte, ma soprattutto per sua figlia. Ci auguriamo che Luca possa sentire questo messaggio e tornare indietro, perché dopo queste ultime 2 settimane con la vicenda di Giulia Cecchettin, che stiamo ovviamente continuando a seguire, ma che si è conclusa in maniera infausta come ormai già sappiamo, almeno in questo caso Luca possa tornare a casa, riabbracciare la sua famiglia e, come ha detto la moglie Elisa, risolvere qualsiasi problema si sia venuto a creare. Ringrazio il sindaco di Martellago Andrea Saccarola, da cui restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, al sindaco naturalmente, a Sandro Ponchio per la parte tecnica, per questo collegamento. Allora, vediamo se siamo in grado, eccola qua, la vedo sotto la pioggia, di collegarci con Chiara Gaiani, che invece è in diretta da Padova per gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda di Giulia Cecchettin. Chiara, buongiorno. Lina, buongiorno ai telespettatori. Con il collega Andrea Benetti ci troviamo affacciati a Prato della Valle. Sullo sfondo, forse piccolina, si vede anche la Basilica di Santa Giustina. Si terranno qui i funerali di Giulia Cecchettin la prossima settimana, probabilmente in una data che sarà decisa dalla famiglia di Giulia, da papà Gino. Nel frattempo domani c'è grande attesa, perché nell'Istituto di Medicina Legale dell'azienda ospedale Università di Padova si eseguirà l'autopsia sul corpo di Giulia, da cui veramente si aspettano molte risposte per capire, per ricostruire quei drammatici momenti della notte dell'11 novembre. Si stanno in queste ore nominando i vari periti di parte. A eseguirla sarà Antonio Cernelli, ma la famiglia di Giulia ha nominato Stefano Del Rico come consulente di parte, già impegnato nel caso della scomparsa di Liliana Resinovic. Anche la Procura di Venezia ha affiancato un altro consulente, Guido Viel, della Medicina Legale di Padova, e si attende un incarico che sicuramente sarà affidato in queste ore anche dal collegio difensivo dell'avvocato Caruso, che difende Filippo Turetta. Siamo in Prato della Valle perché dopo il vertice di ieri, probabilmente nella giornata di sabato, si tornerà qui per definire i dettagli di sicurezza e di ordine pubblico per quanto riguarda il funerale. Tra l'altro è annunciata la partecipazione possibile della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. A coordinare tutto sarà il questore di Padova, Marco Dorisio, che probabilmente nella giornata di sabato tornerà qui per definire i dettagli. In Prato della Valle potrebbe addirittura essere posizionato un maxi schermo per permettere a quanti vorranno in qualche modo essere vicini alla famiglia di Giulia di poter partecipare a questo momento ufficiale di saluto, di addio, a cui seguirà poi un momento intimo, privato. E continua ovviamente anche l'indagine. Sappiamo che ieri in carcere a Verona Filippo avrebbe dovuto ricevere la visita dei suoi genitori, anche loro stanno soffrendo in questo momento e quindi hanno chiesto che ci sia un aiuto psicologico per arrivare a questo momento di incontro con il figlio dopo il suo rientro sabato scorso in Italia.
Proseguono però le indagini della Procura anche su quello che è stato il prima. Si stanno anche esaminando i messaggi che Giulia ha ricevuto da Filippo, in cui la invitava a non stare con le amiche ma stare con lui nonostante fossero ex fidanzati, quindi insomma si sta delineando il quadro e alcune risposte appunto del punto di vista proprio anche tecnico arriveranno domani dall'esecuzione dell'autopsia. Ecco Lina, io ti ho aggiornato su quelli che sono gli ultimi dettagli il giorno del funerale, che è la domanda che ci facciamo un po' tutti. Sicuramente abbiamo detto, entrando nell'avvento, la giornata di domenica era stata esclusa, potrebbe essere lunedì o martedì, ritengo sia davvero difficile che si arrivi a venerdì 8 dicembre. Vedremo però ovviamente che cosa accadrà nei prossimi giorni e tempestivamente lo faremo sapere, lo comunicheremo. Grazie infinite, grazie a Chiara Gaiani per questo collegamento, ad Andrea Benetti per la parte tecnica, grazie se ci saranno ulteriori aggiornamenti o da voi o naturalmente nel corso della giornata dalle agenzie o dai comunicati ve li daremo prontamente. Quello del femminicidio purtroppo rimane un tema molto d'attualità, di stretta attualità. Ci spostiamo però, ecco, li vedo pronti, da Quarto d'Altino per la pagina economica in realtà, perché è iniziata una importante riunione sul futuro dell'Electrolux. Il territorio veneto-trevigiano ha la grossa realtà di Susegana naturalmente. Vedo la nostra Edi Caliman lì con Alberto Pivetta e ospite Augustin Bruno Breda, che è RSU FIOM dell'Electrolux di Susegana. Quali le prospettive di questo incontro? Edi, buongiorno. Buongiorno Lina, hai detto bene, un incontro che si sta svolgendo a porte chiuse. Vediamo la sala convegni dell'Hotel Plaza di Quarto d'Altino, una location particolare per questo incontro tra sindacato e direzione. Ci facciamo spiegare tutto dall'RSU Electrolux. Augustin Breda, perché siete qui oggi? Oggi c'è un incontro di gruppo, c'è presente la direzione di gruppo, le segreterie nazionali di Finfion Wilm e una delegazione di rappresentante dei lavoratori di tutti gli stabilimenti d'Italia. Siamo qui per sentire le novità che l'Electrolux intende applicare per il prossimo anno, in particolare dopo l'annuncio di fine ottobre, l'intenzione di ridurre i costi e anche di tagliare 3.000 dipendenti in tutto il mondo, ma che incideranno particolarmente sull'Unione Europea e vedremo in che quantità nel nostro Paese. Una decisione che voi definite da far tremare i polsi, perché? No, perché c'è stata una perdita notevole di vendite nell'ultimo anno e al contempo una situazione a livello di mercato europeo dei elettrodomestici in crollo. Siamo ai livelli della crisi 2013-2014 e non si vede per adesso una ripresa e probabilmente, come ha già detto l'azienda, una parte di questo problema deriva dai salari troppo bassi delle persone, dei lavoratori dipendenti in Europa, che hanno frenato gli acquisti. C'è la necessità dell'azienda di recuperare quei costi. Dove pensano secondo lei di attingere? Questo sarà parte della discussione che dovremmo fare. Loro hanno annunciato una riorganizzazione interna, appunto, che porta anche a dei tagli, ancora non sappiamo in che dimensione, e poi vedremo cosa intendono per recupero costi. Il problema è che mentre loro pensano di recuperare costi, i lavoratori hanno necessità di recuperare anche salario e condizioni di vita e quindi in teoria di aumentare i costi per le imprese. E dentro in questo, questo ingorgo di differenze bisognerà trovare soluzioni complicate. Rispetto a questa decisione, quali sono i vostri timori? I timori classici sono che la ripresa non arrivi in tempo per dare fiato all'impresa e dare fiato ai lavoratori, che i tagli arrivino sulle condizioni di lavoro, sui salari, sulle prestazioni, e ovviamente il sindacato rappresenterà la necessità inversa e quindi la situazione per questo è un po' da tremare i polsi, perché abbiamo obiettivi differenti, profondamente differenti, pur nella necessità di far funzionare le fabbriche a tutela dell'occupazione. Electrolux di Susegana, qual è la situazione attuale ad oggi?
L'Elettrolux di Susegana tra gli stabilimenti italiani è quello che è in minor difficoltà, non che non lo sia, in minor difficoltà. Fortunatamente abbiamo praticamente annullato la cassa integrazione, avevamo previsto a settembre di fare 20 giorni, invece alla fine se ne sono fatti 4 o 5. Tutti gli altri stabilimenti del gruppo stanno in condizioni decisamente più problematiche, e per quanto riguarda il prossimo anno i primi annunci che ha fatto Elettrolux è che c'è una lieve crescita delle vendite, ma al di sotto, molto al di sotto delle prospettive che non più tardi di marzo dell'anno scorso erano state presentate. Saremo un po' sopra i 600.000 frigoriferi, ne erano stati previsti a marzo dell'anno scorso 750.000. Venerdì scorso lo sciopero indetto dai sindacati Electrolux, sappiamo, ha avuto una grandissima adesione. Com'è andata? È andato molto bene, oltre le previsioni di noi stessi delegati. Questo segna il fatto che i lavoratori soffrono una condizione soprattutto salariale pesante, perché non pochi lavoratori con lo stipendio che prendono non riescono a mantenere se stessi e la famiglia, e questo è molto preoccupante. Lina, da Quarto d'Altino queste sono le condizioni, aspettiamo il primo pomeriggio per vedere quali saranno gli esiti di questo incontro. Se non hai domande io ti restituirei la linea. Grazie Edi, benissimo, grazie ad Agustin Breda, ad Alberto Pivetta per la parte tecnica. Allora staremo a vedere cosa emergerà da questo incontro a Quarto d'Altino. Allora, tema lavoro, ci fermiamo un attimo su questa tematica e anche sulla sicurezza nei posti di lavoro. Ieri in prefettura a Treviso c'è stato un importante tavolo in cui sono stati disposti dei potenziamenti, dei controlli anche alla luce purtroppo della tragica morte di un'operaia da appena 26 anni, lo ricorderete, pochi giorni fa a Pieve di Soligo, schiacciata da un macchinario messo in funzione inavvertitamente, senza rendersi conto che la collega fosse all'interno, da un altro collega che ora è indagato. E ieri c'è stata paura in una casa di riposo di Ormelle, a Roncadelle in particolare, perché un operaio che stava lavorando all'interno di una cabina elettrica ha ricevuto una forte scossa ed è stato elitrasportato in ospedale. Stava lavorando in una cabina elettrica presso la casa di riposo Luigi Augusta Roncadelli di Ormelle, quando secondo una prima ricostruzione dei fatti è stato raggiunto da una scarica elettrica. Immediatamente soccorso da un collega di lavoro, il 49enne manutentore di una ditta della zona è stato elitrasportato all'ospedale di Treviso. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita. L'infortunio sul lavoro è avvenuto nel primo pomeriggio. Sul posto per accertamenti personale Spisal, carabinieri e vigili del fuoco per la messa in sicurezza del sito. E la sicurezza sui luoghi di lavoro è stato anche il tema del vertice di oggi in prefettura. Da gennaio a settembre di quest'anno rispetto al 2022 c'è stato un calo degli infortuni denunciati, mentre di contro un aumento dei morti, 9 quest'anno rispetto ai 7 del 2022. È l'agricoltura il settore maggiormente colpito, seguito dai cantieri edili. Nel confronto tra istituzioni e sindacati è emersa la volontà di effettuare maggiori controlli, ma anche una maggiore attività formativa sia a scuola che sui luoghi di lavoro. Questo è il servizio del nostro Lucio Zanato. Allora, prima di andare in pubblicità vi mostro una notizia riportata dal Mattino di Padova che parla proprio di un giovane papà morto improvvisamente, un operaio della ditta Maschio Gaspardo di Campodarsego, che ha di fronte a questa improvvisa morte di questo giovane dipendente pagato gli studi ai 2 figli. L'iniziativa solidale dell'azienda che ha assunto anche la vedova e sono stati premiati con delle borse di studio altri 8 studenti. Vedete la foto della cerimonia di premiazione a riprova insomma di una pronta reazione solidale che ha avuto questa realtà nei confronti di un operaio morto improvvisamente. Allora noi adesso ci fermiamo qualche istante per la pubblicità, un veloce break, a tra poco. Ben ritrovati in diretta con la prima edizione di Antenna 3. In questa giornata vi stiamo aggiornando sui fatti di cronaca di queste ultime ore, ma torniamo anche sulle vicende che abbiamo trattato negli scorsi giorni. Si attendono gli sviluppi delle indagini dei carabinieri sulla brutale aggressione subita da una giovane mamma di origini bengalesi in quel di Codognè. Stava di fatto rientrando a casa, un individuo l'ha aspettata sull'uscio,
dall'uscio con un sacchetto che le ha infilato in testa e l'ha tentato di strangolarla. Il nostro Lucio Zanato ha parlato con il ragazzo che l'ha soccorsa quando la giovane donna è riuscita a scappare. Allora, è successo lunedì mattina alle 7:30. Probabilmente la signora è andata a portare il figlio a scuola. Quando nel momento in cui è tornata, ha aperto la porta, si è trovato questo ragazzo 25 anni, ha detto circa, e che le ha tirato un colpo in testa e ha provato a strangolarla con la borsa. E lei è riuscita a scappare in qualche modo, urlando, un po' sconvolto, un po' tutto, è scesa giù finché non abbiamo soccorsa noi, cioè io e mia madre, la vicina qua. Potrebbe essere un tentato femminicidio. L'aggressione alla giovane mamma bengalese è avvenuto in questo condominio di via Aldo Moro a Codognè. Un tentativo sventato grazie alla prontezza della vittima, ma anche alla reazione immediata dei vicini che non hanno esitato ad aprire le porte per capire cosa stava succedendo. Testimone il giovane Ana Sadrawi, tra i primi a soccorrere la giovane mamma. Tu sei arrivato subito perché hai sentito le urla? Io ero a letto, ho sentito le urla, mi ho svegliato, mi sono alzato, ho visto la signora sconvolta. Tutto in pochi minuti su questa porta, mentre sul pianerottolo sottostante la donna, dopo aver urlato, si è accasciata a terra. La donna si è messa qua a terra finché non è arrivata l'ambulanza. Sicuro. E qui invece c'è più su, c'è stata l'aggressione? Sì, praticamente qua abita la signora. Da qua è entrato. Ma è proprio entrato oppure l'ha preso? È entrato dentro, sì. È entrato dentro? Dentro. Adesso noi non sappiamo se è uscito dal tetto, dato in un modo di scappare, perché altrimenti noi l'avremmo visto scendere. Invece nulla. L'aggressore dunque sarebbe saltato dal terrazzo sui tetti vicini per far perdere poi le proprie tracce, mentre sul posto un'ambulanza soccorreva la giovane donna. Ma aveva sangue? No, aveva solo un piccolo ematoma sulla testa. Poi per il resto sì, non aveva niente di che. La signora sì, dovrebbe essere tornata a casa, che c'ha il marito qua, e basta, sì. È la prima volta che vi capita? La prima volta che succede una cosa simile. Poi comunque è un posto tranquillo, qua in centro non è mai successa una roba simile, infatti un po' tutti mi hanno detto che sì, è una cosa che non è mai successa. Ora i carabinieri stanno indagando su diverse ipotesi legate all'aggressione, dal furto in casa finito male alla tentata rapina fino al tentato femminicidio, considerando che il 25enne avrebbe cercato di strangolare la vittima con una borsetta di plastica. A Belluno, per dare supporto concreto alle donne vittime di violenza o che temano di subirla, la Prefettura ha presentato una nuova procedura operativa che prevede una consulenza gratuita da subito con un professionista del settore per cercare di decidere come muoversi. In Italia più di 100 femminicidi dal 1° gennaio, più di 100 donne che hanno pagato il prezzo più alto per la feroce brutalità di un uomo e di un gesto che forse si sarebbe potuto prevenire. Numeri impressionanti ed eppure ancora non esemplificativi di un fenomeno, quello della violenza di genere, per il quale si stima che in 9 casi su 10 rimanga tuttora sottaciuto. È in quest'ottica che la task force interistituzionale coordinata dalla Prefettura e che coinvolge forze dell'ordine, Procura della Repubblica, Soroptimist, Fidapa, Belluno Donna, Fondo Welfare Dolomiti e i comuni di Belluno e Feltre ha introdotto l'importante novità di una consulenza gratuita con un professionista per le donne che scelgono di farsi avanti e segnalare il problema. Gli operatori di primo contatto, che sono le forze dell'ordine o il centro antiviolenza Belluno Donna, avranno a disposizione dei numeri di telefono di professioniste che volontariamente mettono a disposizione le loro competenze, pensiamo ad avvocati, dottori commercialisti o consulenti del lavoro, per poter offrire un primo colloquio gratuito con le donne vittime di violenza, in modo tale da renderle dotte di quelle che sono i loro diritti, le loro possibilità nella loro posizione. Il nostro campo di azione è quello della prevenzione. Prima che accadano azioni gravi, la cui punta massima è rappresentata dal femminicidio, occorre intervenire e dare aiuto alle donne vittime di soprusi, di molestie, di maltrattamenti, di violenze. E la prevenzione è davvero uno strumento efficace. Basti pensare che dei 3.000 casi di ammonimenti su base nazionale la percentuale di reiterazione è bassissima, ed è su queste basi che Belluno Donna, forte dei suoi 20 anni di esperienza e delle più di 1.470 donne sostenute nella sua storia, 176 nel solo 2022, lancia l'appello di farsi avanti. Cosa c'è ancora che deve emergere? Quel
94% di donne che non denunciano, che non si fanno vive, non che non denunciano, che non si fanno vive nei centri antiviolenza e che si fanno vive invece quando la situazione ormai è irrimediabile perché arrivano al pronto soccorso o perché non se ne può più e si va in questura. E poi se ne è parlato tanto in questi giorni, no? Della lotta alla violenza sulle donne, a questi atteggiamenti che si combatte anche e soprattutto con l'educazione e la sensibilizzazione dei ragazzi, dei giovani, tanti quelli che si sono mobilitati anche nelle piazze in queste settimane. A Mestre c'è stato un incontro con tanti giovani e giovanissimi a cui hanno partecipato anche esponenti delle forze dell'ordine e del centro antiviolenza. La telefonata della donna vittima di violenza ha la priorità su tutte e l'operatore già sa di che cosa stiamo parlando. La presenza di tanti giovani alla tavola rotonda incentrata sulla lotta alla violenza sulle donne è probabilmente il dato più positivo dell'incontro organizzato a Mestre nell'ambito del Novembre Donna, il mese focalizzato proprio al contrasto e alla sensibilizzazione sulla violenza di genere. Dobbiamo far capire ai giovani, e adesso lo sta spiegando il centro antiviolenza del Comune di Venezia, quali sono i piccoli segnali, quello che serpeggia, quello che è nascosto, quello che non si vede e che dopo si tramuta in una tragedia come quella di Giulia. Giulia penso che abbia scosso un po' e continui a scuotere ognuno di noi, sia come adulti che come giovani. In questa tavola rotonda ci sono molti giovani, ma stanno venendo fuori tante cose che secondo me erano sommerse. I ragazzi e le ragazze presenti all'incontro hanno avuto modo di confrontarsi sia con esponenti delle forze dell'ordine che del centro antiviolenza del Comune di Venezia e del mondo medico. In ospedale chiaramente era uno dei primi approcci che ha la donna che ha subito violenza, ma ho avuto occasione di visitare anche delle minori, ho avuto occasione di denunciare violenze su bambine, ma in particolar modo quello che più mi ha impressionato nel mio periodo di ospedale sono state le violenze sulle prostitute. In Comune di Venezia è attivo un centro antiviolenza che lavora per far sì che le vittime possano trovare aiuto e rifugio, ma al tempo stesso, ha detto la Presidente del Consiglio Comunale Ermelinda Damiano, il Comune è impegnato in un'opera di educazione e prevenzione. Il fenomeno della violenza è un fenomeno trasversale che riguarda le donne di ogni età, riguarda le donne di qualsiasi contesto sociale, però dalla repressione dobbiamo cambiare il punto di vista, bisogna lavorare sulla prevenzione e lavorare sulla prevenzione con i giovani. Occorre educarli al rispetto, occorre educarli alla gentilezza, all'affettività, alla solidarietà. Una raccolta fondi avvenuta durante la tavola rotonda è stata devoluta al centro antiviolenza e alle case rifugio del Comune di Venezia. Questo è il servizio del nostro Filippo Fois. Allora, saluto e ringrazio il nostro ospite, il primo ospite di oggi, il senatore Andrea Martella. Buongiorno senatore. Buongiorno a lei e a tutti i vostri telespettatori. Ben ritrovato, segretario regionale, lo ricordiamo, del Partito Democratico. Senta, senatore, io volevo partire da questo, dopo questi servizi, da una sua impressione dopo questa ennesima settimana in cui questo moto di contestazione, diciamo, e di ribellione a quello che sta succedendo, abbiamo visto purtroppo altri 2 femminicidi in questi giorni brutali in Italia. Ecco, questo moto che sta continuando e che non si ferma, cosa ne pensa? Che impressione le ha fatto? Ma io penso che questa reazione emotiva, questo moto, come lei lo ha chiamato, sia davvero molto importante. E credo che dalle piazze di Roma, dalle migliaia di piazze che ci sono state in Italia in occasione del 25 novembre, lo abbiamo visto anche dal vostro servizio, emerga la possibilità finalmente di iniziare una rivoluzione di tipo culturale. E cioè questo dolore pubblico ha creato per la prima volta un dibattito pubblico su come estirpare questo tipo di fenomeno, su come vincere il maschilismo, la società patriarcale e come educare soprattutto i giovani alla parità di genere, al rispetto delle differenze e come questo può avvenire dalle scuole. È un fatto molto importante che si intreccia anche con fenomeni tipici che riguardano i giovani in questo periodo, con una certa incertezza, una paura del futuro e un'incapacità di vivere anche delle sconfitte. Ecco, noi
dobbiamo fare in modo che da questa dimensione pubblica, dopo la terribile vicenda di Giulia, possa emergere una nuova consapevolezza da parte delle istituzioni, della scuola in modo particolare, perché si intraprenda questo percorso. Ci vorrà del tempo, ma è il momento di iniziare, e del resto quello che, come lei giustamente ha detto, sta avvenendo in questi giorni, ancora continuano femminicidi, episodi di violenza, ci dice che questo è il momento, assolutamente, con il coinvolgimento delle istituzioni, delle forze dell'ordine, di tutta la società, di lavorare in questa direzione. Il Parlamento ha approvato all'unanimità nei giorni scorsi la legge sul femminicidio. Questa legge è sicuramente un passo importante, abbiamo detto non è sufficiente, bisogna lavorare ancora sull'educazione sentimentale, sull'affettività, su un vero e proprio alfabeto di relazioni che deve regolare i rapporti nella nostra società, e questo credo sarà decisivo per costruire una società migliore. Dobbiamo avere la consapevolezza che l'investimento che fa questo tema significherà costruire una società migliore, dobbiamo essere tutti impegnati su questo. Senta, però ci troviamo di fronte, allora si fa appello, grande appello all'educazione dei ragazzi naturalmente, si parla delle famiglie, ma poi si parla anche della scuola, però la scuola dà veramente l'impressione che le siano state spuntate le armi in questi anni, no? Andiamo su questa pagina del Gazzettino, chiedo alla regia, prende una nota, aggredisce la prof, è una vicenda che arriva da Badoere, provincia di Treviso, insegnante accerchiata da un gruppo di alunni nel parcheggio delle medie, informati i vertici dell'istituto e il comune, atteggiamenti non tollerabili. Si arriva a situazioni, senatore, veramente impensabili solo qualche anno fa, qui parliamo di ragazzini, poi ci sono stati, appunto abbiamo fatto un servizio anche ieri col sindaco di Treviso Conte, sconcertato dai vandalismi nei quartieri da parte di una baby gang, anche lì di dodicenni. Insomma, non è semplice prendere in mano questa educazione, lei dice sentimentale e poi civica di questi ragazzi. Assolutamente non è semplice, lei ha ragione su un punto, non è neanche che possa essere scaricato tutto sulla scuola, perché questo possa avvenire bisogna che sulla scuola ci siano investimenti che riguardino innanzitutto i docenti, gli insegnanti, e quindi la loro capacità di formare una nuova generazione di studenti e di ragazzi. Io dico che bisognerebbe iniziare dalla scuola a leggere, a scrivere e a far di conto, come si diceva una volta, bisognerebbe imparare anche un nuovo alfabeto delle relazioni, ma sono consapevole che questo è un tema che riguarda la famiglia, che è un tema che riguarda l'intera società, è un tema che riguarda anche la scuola, ma può essere affrontato solamente se ci sarà un nuovo investimento sulla scuola. Questo è assolutamente decisivo. Senta, è notizia di queste ore che hanno battuto le agenzie che la Giunta regionale del Veneto ha approvato la delibera di dimensionamento della rete scolastica per il 2024-2025 sulla base dei criteri fissati dalle linee guida regionali per la programmazione dell'offerta formativa. La riorganizzazione, che è richiesta peraltro in ambito PNRR, ha previsto il riconoscimento al Veneto per il prossimo anno scolastico di 560 autonomie a fronte delle 592 attuali, e negli anni successivi si va a scalare ulteriormente. Per l'assessore regionale non è un depotenziamento, anzi è un efficientamento, ma lei come legge questa diminuzione di queste autonomie, che forse si lega anche al calo demografico? Sì, è un errore. Abbiamo detto anche in Consiglio regionale, abbiamo presentato con i nostri consiglieri regionali una mozione che proprio si opponeva a questo tipo di percorso. La riduzione di 32 autonomie nel Veneto non è poco. Questo significa diminuire in prospettiva il numero di docenti, il numero di dirigenti, quindi l'organizzazione scolastica e quindi la rete scolastica, e quindi diminuire l'offerta formativa. Diminuirla soprattutto nei luoghi interni, nelle aree di montagna, laddove c'è il rischio di far venire meno un servizio fondamentale come quello scolastico, per tutte le esigenze di cui abbiamo detto anche prima. Per cui anche chiamare in causa il PNRR per dire che questa riforma è stata fatta, perché il PNRR è abbastanza, diciamo, debole come ragionamento, perché il PNRR
è stato modificato per tante cose sul volere del governo, con errori, soprattutto anche ai danni dei comuni, e quindi era possibile intervenire su questo perché il PNRR dice che va aumentata l'offerta scolastica, non diminuita, e questo è un percorso di risparmio che questo governo sta facendo e che io penso finirà ad avere un effetto negativo sul Veneto, sui comuni più piccoli, sui centri più lontani e quindi essere una penalizzazione per le nostre ragazze e per i nostri ragazzi. Senta Martella, allora sul fronte proprio delle risorse si sta lavorando alla manovra economica, naturalmente come sta andando e quali sono i punti magari i passi in avanti che si sono fatti dal suo punto di vista e invece quello che ancora è da migliorare in vista dell'arrivo in aula? Diciamo che la manovra economica fatta dal governo della destra, dal governo Meloni, è molto preoccupante. È preoccupante un po' per i tempi che non sono stati ancora definiti e quindi insomma si andrà sotto Natale ad un'approvazione, un po' per l'indecisione che l'accompagna, come avete visto cambiano ogni giorno riferimenti normative, possibili soluzioni, e un po' perché è un collage di misure che non ha una visione, per il futuro del nostro Paese, né ha una concretezza rispetto a scelte che possono essere fatte a favore dei lavoratori e dei pensionati. Penso che la riduzione delle pensioni per i lavoratori del pubblico impiego sia un grave errore che si sentirà, così come quella per i professionisti della sanità, per i medici. Il governo Meloni ha detto che la correggerà, vedremo come lo farà perché un testo in questo senso ancora non c'è. Penso che non siano contenute risorse, misure per il caro vita e che si sprechino tante risorse, per esempio sul ponte dello Stretto di Messina, che potrebbero essere utilizzate per fare cose più importanti, appunto a partire dal lavoro, a partire dalla casa, a partire dalla sanità, che sono, e oggi abbiamo detto anche della scuola, che sono i gravi problemi che ogni giorno devono affrontare i nostri cittadini. Se poi pensiamo che non viene fatta nemmeno una proroga del mercato tutelato di luce e gas per quei che noi avevamo chiesto a causa delle situazioni geopolitiche che hanno portato ad un aumento delle bollette, e il governo non ha voluto prendere in considerazione nemmeno questo, adesso vedo che stanno litigando anche al loro interno, ma il peggioramento delle condizioni di vita dei cittadini è molto, perché si è sottovalutato che cosa può avvenire per circa 10 milioni di utenti quando dovranno passare dal mercato libero, quello libero, a partire dal 1° gennaio. Noi stiamo ancora lavorando perché si possa avere una proroga in tal senso. Quindi per tutte queste ragioni c'è preoccupazione. Poi avete visto che la maggioranza non può presentare nemmeno gli emendamenti, quindi è stato messo il bavaglio dal governo alle forze di maggioranza. Noi abbiamo presentato degli emendamenti, ne ricordo per esempio alcuni fondamentali. Uno ne voglio ricordare per il Veneto, quello relativo alla zona logistica semplificata, che noi stessi avevamo istituito e che abbiamo chiesto al governo di finanziare dopo 5 anni. Mi auguro, visto che lo chiedono tutti, imprenditori, sindacati, istituzioni, che questo possa avvenire. Perché sarebbe un'ulteriore penalizzazione del Veneto, delle sue imprese e dei benefici che potrebbe averne. Quindi insomma preoccupazione, e vedo anche una scarsa attenzione a quelle che sono le problematiche principali del Veneto. Io ho presentato anche un emendamento, per esempio, dico solo questo, a favore della legge speciale per Venezia, per rifinanziare la legge speciale che preveda che si faccia la salvaguardia di Venezia, la manutenzione oltre al Mose, ed è un emendamento chiesto da tutti all'unanimità dal Consiglio Comunale, ma il governo al momento si volta dall'altra parte.
Senta, proprio riguardo a quella che è la condizione che vivranno anche in questo dicembre, con l'arrivo delle 13ª mensilità che riguarderanno pensionati, riguarderanno lavoratori naturalmente, oggi c'è una dichiarazione di Paolo Zabeo della CGA di Mestre che le farei ascoltare e poi brevemente la commentiamo se la regia ce la manda in onda. È difficile prevedere come spenderanno la 13ª gli italiani. Tuttavia, tra bollette della luce, del gas e la rata del mutuo, non saranno tantissimi i soldi che verranno destinati ai regali di Natale. E anche a causa dell'esplosione degli acquisti online è verosimile ritenere che in questa ultima parte dell'anno tanti piccoli negozi e altrettante botteghe artigiane non potranno contare su guadagni importanti. Ecco, queste le parole della CGA che confermano un po' l'impressione che ha lei, no? Beh sì, direi di sì, perché poi ci metta anche appunto l'aumento dell'inflazione che erode il potere d'acquisto delle famiglie, dei lavoratori da parecchi mesi, e tutto ciò dimostra che siamo in una situazione di difficoltà economica, che gli stipendi sono fermi e che le pensioni anche vengono, come ho detto prima, per il pubblico impiego rischiano di essere tagliati, che i mutui sono aumentati e quindi la situazione per le famiglie, per i cittadini, per i lavoratori, per le lavoratrici e per i pensionati è assai complicata. Quindi la verità è che bisognerebbe ragionare seriamente di tutto questo, farlo al di fuori della propaganda, perché il governo Meloni a dire delle cose che sono proprio fuori dalla realtà e dal sentire reale dei cittadini nella loro vita di ogni giorno, e affrontare 2 o 3 misure fondamentali per evitare un'ulteriore penalizzazione nella vita dei cittadini. Ma ho l'impressione che questo non si voglia fare, che si distragga l'opinione pubblica, una volta parlando del premierato, una volta parlando dell'accordo con l'Albania, una volta parlando del piano Mattei, tutte cose che però si stanno svelando come assolutamente vuote. Passaggio politico, senatore, perché Salvini ha deciso di far partecipare la Lega al convegno di domenica a Firenze, un raduno al quale sono invitate le destre europee, che tra l'altro a Firenze, città governata dal sindaco Nardella, sta facendo discutere questo raduno. Qui siamo sul sito della Nazione che dice la città non ci sta. Qual è la sua impressione su questo ennesimo passo che fa Salvini, tra l'altro dopo la presenza di Marine Le Pen, lo ricordiamo, a Pontida, in questa direzione? Ma io penso che la Lega di Salvini abbia preso una, deriva abbastanza preoccupante, e si vede che la concorrenza con il governo Meloni spinge Salvini ad andare a destra e a cavalcare una sorta di ondata nera. Però questo penso che abbia poco a che fare con le radici di un movimento leghista che è nato anche nei territori, anche nel Veneto, per rispondere a esigenze di governo, anche di un elettorato che magari non si sentiva più rappresentato da, per esempio, la Democrazia Cristiana nel passato, perché così è nata la Lega, se guardiamo le sue origini. E questo tipo di deriva mi pare porti la Lega a diventare un movimento di destra, e questo sicuramente non è un fatto positivo, e sarebbe opportuno che nella Lega si aprisse un dibattito su questo, e sarebbe opportuno sapere cosa pensano molti militanti storici, molti dirigenti rispetto a questo tipo di deriva presa dalla Lega, che io credo non rappresenti quelli che sono i sentimenti più profondi. Quindi esprimo preoccupazione anche per un sistema politico che rischia di spostarsi sempre più a destra, però esprimo anche una valutazione
e cioè che questa competizione all'interno della destra fa anche capire che questo governo non è più tanto unito, non solo perché ci sono le europee, ma perché Salvini tenta di avere un'agenda politica diversa da quella della Meloni o tenta di differenziarsi. Questo credo determinerà dei problemi nella tenuta del governo, forse anche prima delle elezioni europee. E su queste parole ci fermiamo. Allora, senatore, vedremo, avremo modo di verificare effettivamente dove porterà questo cammino che ha intrapreso Salvini. È meglio fermarci e vedere poi i fatti. Grazie e buon lavoro, grazie ancora. Grazie a lei, grazie ad Andrea Martella, senatore del Partito Democratico, segretario regionale. Noi ci fermiamo per la pubblicità e torniamo tra poco, parleremo anche di Tribunale della Pedemontana. Di nuovo in diretta da studio con l'ultima parte della nostra prima edizione di oggi. Allora torniamo sulla polemica tra i sindaci della Pedemontana e la politica vicentina sul tema dell'apertura del Tribunale della Pedemontana con l'onorevole Germano Racchella, sindaco di Cartigliano, che lancia una provocazione: se Vicenza non vuole il tribunale si lavori per far diventare Bassano provincia. Queste le dichiarazioni che ha raccolto il nostro Alex Giuliano. Vediamo. Sindaci del Bassanese e non solo, sindaci della Pedemontana compatti, uniti in difesa della riapertura, o meglio dell'apertura del Tribunale della Pedemontana, uno scontro che sta vedendo protagonisti appunto loro e in contrapposizione una parte di Vicenza, una parte della politica vicentina. Partiamo insieme al sindaco di Cartigliano, Germano Racchella, da una considerazione. La provincia così rischia di spaccarsi? Io in 30 anni che sono in politica non mi era mai capitato nulla di simile. Un territorio che va contro un altro territorio perché il governo vuole portare un servizio in più per tutti i cittadini. È una cosa veramente che mi ha amareggiato, anche perché mai come ora dobbiamo fare squadra su varie problematiche. E dunque è stato proprio un qualcosa di inspiegabile. Ecco, va ricordato, e noi lo riproponiamo spesso nei nostri servizi, che proprio ai nostri microfoni il ministro Nordio ha ribadito più volte che l'apertura del Tribunale della Pedemontana non andrebbe a depotenziare il Tribunale di Vicenza, eppure si continua a lottare su questo fronte, si continua a mettersi a vicenda i bastoni tra le ruote. Sindaco, è una campagna che tutti voi primi cittadini dell'area pedemontana state portando avanti in maniera molto compatta. Sì, ma anche perché se c'erano eventualmente queste preoccupazioni si poteva fare un documento anche prima di adesso. Siamo arrivati a un punto, come ha detto poc'anzi lei, che il ministro Nordio e il sottosegretario Ostellari ci hanno dato delle certezze. E dunque noi abbiamo la speranza che venga riaperto il Tribunale della Pedemontana. Non capisco il perché questa alzata di scudi contro il Tribunale della Pedemontana. Sì, è pur vero che hanno cambiato e modificato la mozione, però mi è sembrata quasi una presa in giro, un mascherare un qualcosa, perché alla fine il succo del discorso era: non apriamo il Tribunale della Pedemontana, altrimenti ce ne rimette il Tribunale di Vicenza. Le cose, come ribadito più volte dal governo stesso, insomma, non sembrano, non andranno in questa direzione. A questo punto, in chiusura, chiediamo come cambierebbe il territorio qui del Bassanese, della Pedemontana, con l'apertura del Tribunale. Naturalmente i numeri li conosciamo, abbiamo anche adesso rafforzato il territorio con la Pedemontana, la Superstrada Pedemontana, è una zona florida di industrie e di problematiche da risolvere grazie a un tribunale. Naturalmente a questo punto mi verrebbe da dire che sia il caso di ritornare a parlare di provincia di Bassano, perché a questo punto se diamo fastidio
non ci resta che eventualmente a parlare di qualcos'altro. E allora con questo interrogativo, questa nuova battaglia lanciata dal sindaco di Cartigliano, per il momento è tutto, noi restituiamo la linea allo studio. Grazie ad Alex Giuliano, grazie al sindaco naturalmente per questo contributo. Allora noi andiamo avanti con la cronaca, torniamo su Padova perché pare ci sia una nuova tecnica per i ladri di pezzi di ricambio delle auto. Per agire indisturbati spengono i lampioni addirittura nei quartieri. Il motore, gli sportelli, i cerchioni delle ruote, ma anche le centraline elettroniche e il cambio. In pratica i ladri hanno smontato pezzo dopo pezzo un SUV, un Audi Q5 e l'hanno fatto dopo aver spento una decina di lampioni, disattivando i quadri elettrici di un intero rione di Vigonza in un nuovo quartiere residenziale. Una tecnica già utilizzata nelle ultime settimane in altre zone, non solo a Vigonza, per agire senza essere visti, e infatti nessuno dei residenti si è accorto di cosa stava accadendo. In silenzio e al buio i ladri, evidentemente dei meccanici professionisti, hanno smontato l'auto, sicuramente per rivendere poi le componenti come ricambi sul mercato nero. Episodi gravi che allarmano i residenti. Nelle ultime settimane era già accaduto ancora a Vigonza, ma anche ad Abano Terme. Per il momento sono sempre auto simili a essere prese di mira. In un caso sono state rubate anche le ruote complete, una vera beffa per i proprietari. Non ladri ma baby vandali, l'abbiamo accennato poco fa parlando col senatore Martella, i ragazzini tra i 12 e i 14 anni, componenti di una baby gang che negli ultimi giorni ha davvero creato dei problemi nei quartieri periferici di Treviso tra Santabona e San Liberale. Ai genitori corsi di educazione civica, ha detto il sindaco Mario Conte, che è anche presidente ANCI, ma prima ha specificato devono pagare i danni fino all'ultimo centesimo. Cominceremo un percorso educativo per i genitori e per i figli. È evidente che nella loro famiglia c'è qualche vuoto valoriale. Questo vuoto valoriale, se non vogliamo che episodi come quello dell'altro giorno si ripetano, deve essere compensato attraverso dei percorsi di educazione civica che sono disponibili a fare anche in prima persona se dovesse servire. Il sindaco Conte è intenzionato a convocare le famiglie dei ragazzini tra i 12 e i 14 anni responsabili di aver seminato il panico tra San Liberale e Santabona, sfondando le pensiline degli autobus, infastidendo i passanti, minacciando i residenti. La volontà del primo cittadino è quella di coinvolgere genitori e ragazzi in corsi di educazione civica che si dice pronto ad organizzare lui stesso. Devono capire, aggiunge, che i gesti dei loro figli hanno conseguenze per i ragazzi, ma anche per le famiglie. Chiamerò alle loro responsabilità i genitori, perché a 12 anni e 14 anni tu devi sapere cosa sta facendo tuo figlio e soprattutto devi pagare se tuo figlio commette dei reati. Bisogna pagare i danni fatti e soprattutto bisogna tutelare anche l'immagine di una città, ma non tanto perché vogliamo far vedere che siamo una città bella e sicura, ma perché in quel quartiere ci sono dei residenti, ci sono dei commercianti, c'è uno studio di medici che vuole continuare a lavorare, a servire la comunità. In pochi giorni i componenti della baby gang, una quindicina di giovanissimi, sono stati identificati. Grazie all'installazione delle telecamere siamo riusciti a risalire ai responsabili. Grazie alla presenza delle forze dell'ordine siamo riusciti anche a individuarli nel giro di poche ore. Questi episodi minano la percezione di sicurezza in quel quartiere e quindi danneggiano l'immagine di un quartiere, di una città, cosa che io non voglio in alcun modo accettare. A riprova che il territorio sta facendo comunque, intraprende azioni, vi faccio vedere la locandina di un incontro che è in corso proprio oggi all'Istituto Mazzotti di Treviso, scuola superiore, pari opportunità contro la violenza di genere, il ruolo della scuola nella crisi della società e della famiglia, quanto mai attuale purtroppo, promosso dal Forum delle Associazioni insieme al Comune di Treviso, con tanti dirigenti scolastici, insegnanti che si stanno confrontando proprio su questo tema. Dunque si sta cercando di attrezzarsi, aggiornarsi, potenziare le conoscenze, la formazione rispetto a questo tema per poi riuscire a trasmettere ai ragazzi questo messaggio. Allora ne parliamo anche con il direttore, in questo caso, in questa veste, del consultorio del Centro Famiglia Treviso, Adriano Bordignon. Buongiorno Adriano, la vedo collegata da Roma, mi pare, oggi, ben trovato. Buongiorno a tutti.
Presidente del Forum delle Famiglie Nazionali, ma in questo caso nella veste di direttore del consultorio, che ha compiuto, diciamo pure, 5 anni in questi giorni, questa struttura che ha delle caratteristiche anche piuttosto peculiari a livello regionale, è così? Sì, il nostro consultorio nasce a Treviso 5 anni fa e proprio con l'istanza di dare delle risposte di sistema ai problemi, alle fatiche, alle complessità che le famiglie vivono nell'oggi. Quindi nasce dall'istanza delle famiglie, nasce in stretta collaborazione con le altre forze del territorio, penso alle amministrazioni comunali, l'azienda ULSS, gli altri soggetti educativi e di accompagnamento alle famiglie. L'idea è che la famiglia è una risorsa e va sostenuta lungo tutto il ciclo di vita, fin dalla sua composizione e poi per arrivare quando si è anziani. Ecco, vale la pena non per dare un mero supporto, ma perché le famiglie sono insomma il petrolio, la vera risorsa delle nostre comunità. Ecco, allora si parla tanto delle difficoltà in cui si trovano le famiglie anche a livello educativo per i figli, rapporti di coppia, naturalmente in questi giorni se n'è tanto dibattuto. Voi che polso avete della situazione? Perché sicuramente è un osservatorio privilegiato il vostro, no? Come consultorio delle famiglie, su quello che sta succedendo, perché si fatica anche a darsi una spiegazione, no? Di questi episodi di cronaca terribili di cui parliamo. Nel caso di Giulia e Filippo Turetta stiamo parlando di 2 ragazzi giovanissimi, però abbiamo visto che la cronaca ci parla generalmente di femminicidi in contesti di famiglie magari consolidate, di coppie che stanno assieme da anni, di persone mature. Che impressione ha di quello che sta succedendo? L'impressione è una impressione di complessità. Noi siamo in un'epoca in cui i cambiamenti, le modifiche delle relazioni, sia private sia intime diremmo, sia quelle istituzionali e sociali, sono dirompenti e sono in un susseguirsi concitato. Indubbiamente in questi 5 anni, anche con l'effetto del Covid, c'è stato un progressivo logoramento di alcuni sistemi relazionali, c'è stato un isolamento delle famiglie e molto spesso insomma non si è badato adeguatamente alla cura delle relazioni. Si parli di cura di relazioni dei più fragili, penso agli anziani e al fenomeno della solitudine che stiamo affrontando con particolare acuzia in questa epoca. Si parli alla relazione tra pari, cioè tra persone, insomma, tra adulti, tra coppie, e si parli anche di educazione, di questione educativa. C'è stato troppo disinvestimento. Oggi sappiamo, se ce n'era bisogno, che investire sulle famiglie vuol dire metterle nelle condizioni di mettere in campo le loro capacità educative, rafforzarle, sostenerle, perché la scuola da sola non basta, le famiglie vanno sostenute e spinte a svolgere appieno questo loro compito. C'è tutta anche la questione dei social, dei media, dell'uso dei telefonini che impatta sullo sviluppo appunto dei giovani. Sì, perché l'impressione in realtà, io ho un po' un chiodo fisso su questo, però non credo che si possa particolarmente smentire, è che sia sul fronte della scuola che sul fronte delle famiglie si siano tolte, chiamiamole con un brutto termine, delle armi, piuttosto che dotarli di strumenti nuovi in questi anni, no? Per far fronte a questa complessità che lei dice, che poi è anche molto concretamente una complessità di gestione quotidiana delle cose, no? Poi naturalmente tutto questo inasprito senza dubbio anche dalle difficoltà economiche degli ultimi anni, insomma da tutto quello che c'è stato, però certo si pretende che le famiglie svolgano il loro ruolo senza un sostegno istituzionale. Poi ci sono sostegni come i vostri, ci sono realtà di contorno, diciamo, tra virgolette, ma di fatto lei si è sempre lamentato di questo, dallo Stato non arriva quello che effettivamente servirebbe. Sì, la famiglia è stata data per scontata come un patrimonio che avevamo, che non occorreva rafforzare, un po' come succede con l'aria. Quando è pulita e tutto va bene la diamo per scontata, quando invece comincia a essere inquinata e a farci male cominciamo a lamentarci, no? Come avviene per l'acqua, la diamo sempre per scontata, la sprechiamo e poi in estate diciamo siamo in un'epoca di siccità. Ecco, questo è
avvenuto per le famiglie che in Italia hanno avuto troppa poca attenzione nel corso del tempo, sia per quanto riguarda le questioni organizzative e economiche. Sappiamo che il costo di educare un figlio o prendersi cura di un fragile, di un anziano, cade sulle spalle della famiglia con poco supporto, ma anche perché è stato poco valorizzato, sostenuto e stimato, per esempio, il compito di cura, il compito educativo, il compito di solidarietà che le famiglie mettevano in campo. Ecco, come tutti i patrimoni vanno mantenuti, vanno sostenuti, vanno rialimentati, e dire alle famiglie dovete essere dei bravi educatori si deve fare, ma bisogna ripartire da una alfabetizzazione emotiva e educativa. E quando sento appunto il problema dei ragazzi, dei più giovani, certo è un problema dei più giovani, ma è un problema della mia epoca, dei genitori della mia età, che non sono stati messi o non si mettono nelle condizioni di fare ciò che devono per creare un futuro migliore. Sì, infatti lei dà ragione in buona sostanza al sindaco Conte, no? Quando dice anche rispetto ai baby vandali, corsi di educazione civica per i genitori, perché evidentemente la mancanza sta in quella fascia di età, evidentemente. Senta, lo vediamo anche dal titolo in sovraimpressione: 14.000 prestazioni erogate a famiglie di fatto di tutto il Veneto dal 2018. Ci faccia un esempio, se è possibile, della famiglia tipo, tra virgolette, della circostanza tipo che voi vi trovate davanti e che cercate di affrontare. Sì, anche qui abbiamo visto un cambiamento notevole nel corso del tempo. Noi siamo partiti da un'attenzione particolare sulla cura della coniugalità, cioè della relazione tra due adulti, insomma, che cercano di mettere su famiglia, perché questa stabilità è quella poi che permette di mettere in campo sia dinamiche di stabilità economica, sia dinamiche di capacità, competenze educative, sia capacità di farsi prossimi e solidali con i fragili della famiglia o tra i componenti del gruppo della famiglia. Indubbiamente all'interno di questo però sono cresciute poi le complessità. Abbiamo dopo l'epoca Covid problemi individuali e personali legati proprio alla visione di sé nel contesto, al sentirsi in questo mondo che stanno crescendo in capo alle persone. Abbiamo grandi complessità di carattere educativo con i bambini, con i ragazzini, disturbi dell'apprendimento che sono crescenti, sono sempre più complessi e i genitori si trovano in difficoltà ad affrontarli. Molto spesso devono farlo anche in alleanza con la scuola o gli altri enti educativi e non sempre tutti sono preparati. Abbiamo tutta una questione di mediazione familiare, perché abbiamo da preservare, qualora il rapporto di coppia si rompa, la capacità educativa, la competenza educativa, la capacità insomma di dire non siamo più una coppia ma siamo ancora dei genitori, e questo è un lavoro importante. E poi c'è tutta un'altra questione estremamente significativa sulla dimensione degli anziani, la solitudine e gli effetti collaterali che si portano a fianco. Altra cosa interessante, che assolutamente è significativa perlomeno per il Veneto ma anche a livello nazionale, c'è una grande innovativa spinta su un progetto per la fertilità umana, perché abbiamo pochi nati, ma tante volte capita che le coppie desiderano un figlio e trovano grande fatica ad averlo. Allora con l'azienda sanitaria US2 e con altri partner abbiamo messo su questo servizio, si chiama Percorso Famiglia Fertile, che aiuta i desideri delle coppie che vorrebbero avere dei figli ma che faticano, non che hanno una impossibilità oggettiva ma che faticano, ad avere esiti importanti senza impatti economici significativi e non con impatti ormonali come per esempio in alcuni percorsi di PMA. E sì, quindi cerchiamo di accompagnare le famiglie nei diversi contesti. Senta, un'ultima cosa in virtù di questi 5 anni. Lei cosa si aspetta di vedere nei prossimi 5 anni invece? Che problematiche? Allora io quello che mi aspetto è che si corra ai ripari in una chiave di sistema, cioè si deve creare un contesto sia a livello locale, sia a livello veneto, sia a livello nazionale, in cui fare famiglia e tenere le famiglie coese e funzionanti, non sia una corsa ad ostacoli. Questo oggi è una complessità, perché noi sappiamo che abbiamo per esempio una scuola organizzata come se ci fosse qualcuno alle 13 a casa ad aspettare un figlio,
e abbiamo invece un lavoro nel quale invece la presenza di legami familiari diventa a volte un ostacolo, e mi riferisco soprattutto al mondo delle donne. È necessario che a fronte di investimenti importanti sui figli le famiglie rilevino non solo come luogo di bisogno e del problema, ma in fase preventiva e promozionale. Serve maggior lavoro femminile, maggior lavoro giovanile, servono politiche abitative adeguate e soprattutto un cambio di paradigma, mettersi gli occhiali della famiglia. Oggi investire sulla famiglia non è una questione di destra, di sinistra, non è una questione cattolica, è una questione di tutti quanti. Ne va della sostenibilità del paese e della coesione sociale e della capacità di generare nuovi cittadini capaci di rispettare le persone, i contesti e le istituzioni. Benissimo, allora grazie per questo collegamento Adriano Bordignon, Presidente del Forum delle Famiglie e in questo caso Direttore del Consultorio di Treviso. Buon lavoro, perché mi pare di capire che c'è più di qualcosina da fare. Grazie, noi continueremo sempre e comunque. Grazie Adriano, gentilissimo davvero per questo collegamento. Allora, ultimissime cose che vi dobbiamo dire. Sapete che è in corso, è scattato dalla mattinata di oggi un'allerta neve anche a bassa quota, per cui fate attenzione. La Protezione Civile ha dichiarato lo stato di attenzione, appunto. Poi nel corso della giornata il limite della neve comunque dovrebbe essere in netto rialzo, ma dalla notte ha iniziato a nevicare in maniera copiosa sulle montagne dell'altopiano dei 7 comuni e sul massiccio del Grappa. Asiago si presenta così oggi, un paesaggio da fiaba con la neve che cade copiosa da stanotte sull'intero altopiano. Il soffice manto bianco è una manna per gli operatori del settore turistico in vista dell'avvio della stagione invernale e soprattutto del ponte dell'8 dicembre. Ecco l'area sci di Campomulo, uno dei centri per lo sci nordico più grandi d'Europa. Imbiancato anche Gallio, con la neve che nella notte ha ricoperto il paese. Nevica pure sul massiccio del Grappa e fino a bassa quota. Sta nevicando, qui siamo in località Costalunga sul massiccio del Grappa, a quota 800 metri, ed è da circa questa mattina alle 5 quando è iniziato a nevicare, ed ora la situazione è esattamente questa qui. Vedete, sono circa 4-5 cm di neve a terra. Ma vediamo la situazione delle strade. Questa è la statale Valsugana alle 11 di questa mattina. Nessun disagio alla viabilità con la strada pulita e il traffico scorrevole. Qualche problema invece sull'altopiano con un mezzo pesante che ha perso le catene finendo di traverso sulla carreggiata. Sul fronte adesso delle previsioni meteo, che cosa ci dobbiamo aspettare per le prossime ore? Godiamoci queste ultime ore di spettacolo, perché appunto dal pomeriggio il libeccio inizierà a soffiare forte, lo zero termico si innalzerà velocissimamente a quote molto elevate e quindi la pioggia prenderà il sopravvento sulla neve. Pensate che se questa mattina riusciva a nevicare fino a 500-600 metri, entro domattina pioverà fino a 2200-2300 metri sul versante sud delle Prealpi. Quindi pioverà anche a Cima Grappa con temperature positive e purtroppo la maggior parte di tutto questo se ne andrà. Rivedremo di nuovo il paesaggio marrone. Poi da sabato affluirà di nuovo aria fredda, quindi avremo sempre maltempo con quota neve però in repentino abbassamento, fino ad imbiancare di nuovo molto probabilmente le zone fin verso i 800.000 metri. In chiusura vi mostriamo la realizzazione che un artista che fa ritratti con la sabbia, Ermelinda Coccia, ha realizzato per la sagra di Castagnole di domenica scorsa, organizzata dalla parrocchia, che ci ha inviato questo video. Vediamolo.
Una tecnica molto particolare, un omaggio a Giulia anche in contesti come questi di festa, appunto come le sagre parrocchiali, che è stato anche mostrato alla famiglia Cecchettina. Allora, ci fermiamo qua. Vi ricordo dopo di noi il cinema con il film Il figlio di Ali Baba con Tony Curtis. Io ringrazio Simone Merlo e Alessandro Granzera in regia. Andiamo alle previsioni del tempo e ci ritroviamo per i telegiornali di questa sera. Arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Il mese di novembre si chiude con l'arrivo di una perturbazione che porterà diffuso maltempo. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì. Sul Veneto avremo precipitazioni diffuse nel corso della giornata, a tratti moderate. Il limite della neve sarà inizialmente a fondovalle sulle zone montane, sui 300-500 metri sulla pedemontana. Non si esclude qualche fiocco di neve misto a pioggia anche in pianura. Vediamo le temperature, le minime saranno stazionarie tra 1 e 5 gradi, massime invece in lieve calo, comprese tra 4 e 7 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui la grafica ci mostra che avremo piogge un po' dappertutto, localmente abbondanti. Quota neve inizialmente sui 400-600 metri, poi in progressivo innalzamento. Temperature minime tra 4 e 7 gradi, massime sugli 8-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il cielo risulterà molto nuvoloso con inizialmente debolissime nevicate miste a pioggia. Temperature minime tra lo 0 e i -2 gradi, massime sui 3-4 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.